I carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale di Udine nei mesi scorsi hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per ricettazione e riciclaggio di opere d'arte emesso dal GIP del Tribunale di Brescia a carico di 2 indagati della provincia lombarda. Le operazioni hanno riguardato 284 reperti per un totale di 578 oggetti d'arte, di cui 26 provento di vari furti avvenuti nel corso degli anni, nonché 5 opere d'arte moderna di famosi maestri risultate contraffatte. Il sequestro preventivo è stato attuato sulla base del presupposto della sproporzione del valore economico che rivestono in relazione alle possibilità economiche degli indagati, per un valore stimato di circa 1.600.000 euro. In sede di esecuzione sono stati complessivamente sequestrati 127 dipinti di arte antica, 15 cornici lavorate di pregio, 4 candelabri, 8 orologi antichi, 3 acquesantiere, 19 statue di marmo, 16 sculture di diverso materiale e altri oggetti. Gli accertamenti sui nuovi beni sequestrati permettevano di rintracciare 3 beni d'arte, 2 dipinti e un mobile d'epoca, rubati in abitazioni private nel Veneto e nel Piemonte tra il 91 e il 2000. Le operazioni, meticolosamente svolte in presenza di un restauratore professionista, antiquario nominato ausiliario di polizia giudiziaria, che ne ha indicato il valore economico in vista delle successive fasi processuali che ne seguiranno, stabilendo una cifra complessiva di oltre 1.600.000 euro.